Kane is in the building. Da quella che al momento è la squadra più forte del campionato, ovvero l'Asimut Giorgione. Siamo arrivati quindi alla fine dell'anno solare con un'altra partita importante, ma dove ci saranno anche le assenze. Però c'è anche un'assenza molto importante e dopo la vedrete. Ovviamente l'importante è chiudere con un grande risultato e la Rotoblast ci proverà fino all'ultimo pallone. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Noventa Vicentina per la 11ª giornata campionato di Serie B1 Girone B tra l'Ipac Volley 90 e la Rotoblast Volano Volley. Le squadre hanno già entrare mentre le nostre ragazze in nona posizione con 13 punti fin qui conquistati. Sì, tra l'altro la classifica è cortissima, tra l'altro. Cioè, se studiamo a casa, cioè dall'Arena Volley Team che è la terza, 18 punti, a l'Ipac Volley 90 che è nona, ci sono solo 6 punti, quindi vuol dire che appena due partite tra. Quindi vuol dire che tra un possibile posto alla zona retrocessione e un possibile zona playoff ci sono solo 6 punti, quindi non è una forbice abbastanza chiusa. Quindi così va bene. allora, Perfetto. io saluto subito Fabrizio Sava, il nostro regista, il responsabile streaming alla Berloffa, che ci fornisce la nostra, come sempre, la attrezzatura, e ovviamente un saluto che ci sta sicuramente seguendo via etere al nostro carissimo Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, che oggi non ci fornirà nessuna statistica al momento. Andiamo all'intro. Accogliamo con un applauso le sue squadre.
Arbitro di questa partita, il primo arbitro il signor Salaris Paolo da Udine, il secondo arbitro il signor Palomo Riccardo da Pordenone. Allora, direi che il nostro primo arbitro, il signor Paolo Salari della sezione di Trieste, possiamo dire che è la coppia, diciamo, Friuli Fabrizio Sava, che però lui non manca le sue origini sarde e quella che ho appena detto per lui è una bestemmia, infatti non mi ha fatto una bella reazione. Invece il secondo arbitro è il signor Riccardo Palomo della sezione di Pordenone. Questa è la terna arbitraria dell'incontro dell'11ª giornata tra Noventa e Volano. È l'ultima partita di campionato dell'anno 2023. 2 giornate. La Rotoplas sarà sabato 13 contro il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, quindi squadra di Sondrio, e poi Ripalta il 20 di gennaio in trasferta. E qui ci sarà il giro di boa del campionato. Rotoplas che ovviamente ha tutte le carte in regola per, come ho detto, la forbice è molto stretta comunque, perché ci sono 6 squadre che quindi dall'ultima dei playoff alla prima delle retrocessioni ha solo 6 punti, quindi può fare tanto la differenza una vittoria o una sconfitta. Allora, tra poco vi verranno annunciati lo starting play, perché vi ho detto prima che ci sarà un'importante novità nella formazione iniziale. Siamo pronti a presentare il volley volano con il numero 1 Sesenna Chiara, numero 2 Giovanna Jessica, numero 7 Bortolotti Martina, numero 8 Raffaello Emma, numero 9 Castellano Benedetta, numero 11 Luciano Carlotta, giudice Sofia. Primo allenatore il signor Mamatini Luca. Allora andiamo alle nostre ragazze, il Pacoglio Noventa. Con numero 2, Ramiro Eleonora. Con numero 7, Marcuzzi Maria. Con il numero 9, il capitano Irene Giampiero. Con il numero 10, Mazzoni Beatrice. Con il numero 11, Maria Paola Scaccia. Con il numero 16, Alice Canazza. E con il numero 14, il nostro titolo, Claudia Sesto. Il primo allenatore, il signor Andrea Gemmo. Allora, al posto di Laura Bortoli gioca Martina Bortolotti. E infatti sarà lei a fare il primo servizio della partita. Per il resto la formazione tipo della Rotoplas è quella con Sesenna e scusa, Sesenna e ovviamente Galvero nel ruolo di schiacciatori, Petruziello nel ruolo di opposto, Campagnolo e De Val nel ruolo. Tutto è pronto per iniziare e come sempre in bocca al lupo delle formazioni e buona pallavolo a tutti. Allora, Paolo Salaris, primo arbitro, fischia. Bortolotti servizio battuto, servito su out, l'attacco di Gomie di Scaccia. 1-0 per la Rotoplas, primo punto per la Rotoplas con il palla out di l'attacco out di di Battoli, non Scaccia. Riceve l'attacco lì, uno pari.
Servizio 90. Maria Paola Scaccia. Vediamo il servizio di Scaccia. Servizio battuto. Riceve Galbero. Bortolotti per Muro, ma poi Scaccia. Attacca. Prova a attaccare Ramingo, ma non passa l'attacco di Ramingo. Quello di Galbero out. Non passa l'attacco. Passa dalla metà campo, ma non resta in campo. Galbero out. Ora Scaccia al servizio. 2-1-90. Scaccia. Vediamo Scaccia. Bortolotti, lato Petrucciello che attacca col mani poi destro. Palleggio di Scaccia. Tentativo d'attacco che però viene disinnescato da Bortolotti. Galbero attacca, la palla è di Galbero. 3-1. Dai, raga! Il microfono è fatto da studio, vedi che prende proprio l'audio buono. 3-1, quindi 90 mani out e attacco out. Subito. Due attacchi, purtroppo tutti e due out. Servito ancora di Scaccia. Seden Deval. Carli attacca il rete dell'attacco. 4-1. Fa difficile per Petrucciello questo attacco. C'è il time out. Ma è vero, tira di quei stighi ogni volta. Esatto, al massimo ce lo verranno a dire. Di nuovo in diretta dal i 90. Raga, subito, andiamo, raga! Servizio Scaccia ancora per 90. E da servizio di Maria Paola Scaccia. Battuto. Riceve Galbero. Bortolotti, lato Petrucciello che attacca. Questa volta passa l'attacco di Scaccia. Dai, Emma, andiamo! 2-4. 2-4. Galbero al servizio per la Rotoblas. Galbero, servizio battuto. Lo riceve destro. Scaccia. Lato di Gomier. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Attacco di Gomiero murato da Sesenna. Attenzione. E 4 pari, ace di Galbero. Andiamo ancora con Emma alla battuta. Diamo il servizio che batte in questo momento. Una... Batte in vantaggio. Ancora Galbero. Ancora Galbero che attacca ancora. Oh! Arriva il... Punti! Ok, Galbero il servizio ancora. Qua! Time out per 90. C'è il time out per 90, sponsor.
Si dice che Così, così. questa è una delle canzoni che si sentiva tanto in Piccola Peste nella intro. Diciamo che con questa turno al servizio abbiamo fatto un po' le pesti. Ancora Galbero al servizio. Sfiorare il tetto, destro. Attacco tentato da Ramingo. Pallonetto. Sedenna! Dai, che andiamo, Emma. 8-4. Un gran turno della 0. Perché era 4-1 fino a qualche azione fa. Gomiero. Free ball. Bortolotti. Sedenna murata da però una bella sequenza della Rotoplas che si è interrotta adesso con questa murata di Gomiero. Dai, raga. Allora al servizio Gomiero per la Rotoplas, l'autrice del giudice Bortolotti. Carli che attacca. Oh, attenzione! Punto della Carli. Nel corso del primo set. Dai noi! Buon attacco. Difesa un po' colta impreparata di 90 che ha permesso alle bianche questa prima frazione di gioco alla Palasport di 90 Vicentina. Al capitano spetta l'onere del servizio adesso. Servizio che viene battuto su destro. Al centro. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Non è passato l'attacco di Battoli. Muro vincente sul 10° punto per la Rotoplas. Al servizio Deval che batte. Ha ricevuto 90 e va all'attacco proprio con Canazza, ma non è passato l'attacco. Passa quello di 5. Bravo, Emma, andiamo. Andiamo, che. Al servizio Jessica Deval per abbiamo il megafonito dall'altra parte che sembra più un Dargen amico a vederlo da così. Tentativo d'attacco Campagnolo, ma non è riuscito a concretizzarsi l'attacco. Bortolotti. Sedenna. Buona la difesa anche di 90. Adesso prova a passare l'attacco con Ramingo, ma non passa neanche. Chiara Sedenna. 12-5. Ancora Deval al servizio. Vediamo il servizio di Getzi. Si spegne in rete. Servizio Beatrice Bazzoli per attenzione. Hanno chiesto chi fosse il capitano ora che Jessie è andata fuori. Hanno chiamato Galbero, capitana per la Rotoplas. Servizio Maria Paola scusate, Beatrice Bazzoli ha ricevuto Bortolotti per Petruziello. Passa l'attacco di Carli. Brava Carli, andiamo. 16-6 il punteggio nel corso del primo set al Palasport di 90 Vicentina. Vediamo Carli ora alla battuta per la formazione allenata da Luca Parlatini. Sta bene da Ramingo che ha calcolato bene. Siamo sul 7. Dai, Carli, lasciala, dai. Eleonora Ramingo al servizio. Battuto adesso. Riceve Sedenna. Bortolotti, lato Campagnolo. È passato l'attacco di Campagnolo. Non dava l'idea da
14-7. Andiamo Chiara. Esatto, è 7-14 il punteggio. Sesenna. Chiara Sesenna alla battuta. Esatto. Direttamente sulla rete. A 11, a 8-14, scusate. Allora, Subito raga, subito. non è 8. Servizio in rete, il servizio di Canassa. 15-8 il punteggio. 15-8. Al servizio ora Benedetta Campagnolo. Benedetta Campagnolo al servizio per Benny. Servizio battuto, riceve Claudia Destro, scaccia per allora dall'altra parte Gomiero, ma viene difeso da Sesenna. Galbero, murata, però riesce anche a rimediare. Petruziello attacca. Oh, attenzione, Deval. Galbero prova, ma viene difeso da Canazza. Poi Galbero, tutta una buona corsa, adesso scaccia al centro, la palla è in campo. 9-15 quindi il punteggio. Subito raga, subito. Servizio battuto con l'audio del net, però riceve Galbero. Petruziello attacca, out l'attacco di Galbero, non passa l'attacco. Siamo 10-15. Dai raga, subito. Esatto, 10-15. Infatti anche Romano se ne accorge, ha fatto la faccia strana. Ace Porteluca chiamerà il suo secondo time out. Esatto, sponsor. Capire quello cazzo fischia da fine. Speriamo che la fischi prima o poi. Esatto. Di nuovo in diretta. Parlatini ha usato tutti e due i time out. Ad Andrea Gemmo ne resta ancora uno nel corso di questo primo set. Ci siamo allora, riprende la partita. Pronto al servizio. Non ho visto chi ha battuto. Galbero attacca. Brava Emma. Ah sì, scusate, Maria Marcuzzi era quella che batteva. 11-16, ecco il tabellone adesso è ufficialmente quello. Martina Bortolotti, quindi si chiude dopo 27 azioni il primo turno in battuta della Roma. Lunga la ricezione e quindi 17° punto per Volano è arrivato. E ora Andiamo Marti, andiamo. ancora Bortolotti al servizio. Out il servizio di Bortolotti. 12-17 adesso il punteggio. A favore sempre della Rotoblast. La capitana Maria Paola Scaccia. Scusatemi, non è la capitana, scusate. Maria Paola Scaccia. La capitana è Gomiero. Servizio battuto. Riceve giudice Bortolotti, lato Galbero che attacca. Passa l'attacco di Emma Galbero. 18-12. Andiamo Emma.
C'è C'è un cambio. un cambio, esce Alice Canazza ed entra Esce Alice Canazza. il numero 4, però chi è? Non ce l'ho in lista. Probabilmente una giocatrice nuova che non era sul Volley Idea Network, quindi non saprei dirvi chi è la numero 4. Servizio di Galbero out. 19-12 adesso. Rientra allora Alice Canazza per non so chi. Mi scuso con chi seguirà la diretta di... Andiamo subito, raga, subito. Purtroppo nella mia lista non c'è, quindi non saprei dirvi chi è la giocatrice in questione. Servizio della capitana Gomiero su Galbero. Serve per Bortolotti che attacca con Petruziello. Attenzione. Destro in free ball. Da libero a libero. Bortolotti, poi Petruziello. Colpo di Carli. 19-13. Siamo vicino al traguardo dei 20 punti. Adesso al servizio De Val. Servizio della Getti. Ha ricevuto Scaccia. No, scusate, Bazzoli. C'è l'invasione. L'invasione di 90. Fischiata dall'arbitro Falomo. 20-13, quindi Andiamo Giorni già. viene rischiata dal secondo arbitro, 20-13. pronta al servizio ancora De Val, la nostra capitana. Vediamo il servizio di Jessie che batte adesso. Out. Questa volta è out il servizio. 14-20. Al servizio Beatrice Bazzoli per Subito, 90. raga, subito. Battuto. Riceve Sesenna che attacca e passa l'attacco di Chiara Sesenna. 21-14. Brava Chiara. Andiamo Carli, dai. Non è un attacco che fa bene. Adesso al servizio per la Rotoblast si va la Carli. Carlotta Petruziello al servizio. Battuto. Riceve. Ma arriva lei. Solide non va. Aspetta che dico. Allora Gemo chiama il suo ultimo timeout. Andiamo con gli sponsor. Nuovo Allora, entrambi i coach hanno dato i loro 2 timeout di questo. La partita andrà avanti fino alla fine del primo set. Carlotta Petruziello al servizio che batte adesso. Riceve destro. Scaccia. Passa l'attacco, sì, di Canazza. Ce la fa a passare 16 e... Forza, forza raga, dai, subito. 15-22. Ramingo ha servito. Attacco di Campagnolo che passa l'attacco di Campagnolo. Segno Campagnolo 23-15. 23-15. Andiamo Chiara. Chiara Sesenna. Sesenna. Pronta Sesenna che batte adesso. Ricevuto Gomiero. Poi prova l'attacco Ramingo ma non passa l'attacco. Carli che prova. Va a toccare il tetto. Brava Carli. Attacco di Carli 24-15. Andiamo Chiara, dai. Chiedo scusa. Servizio di Chiara Sesenna. Chiara Sesenna al servizio. Palla set per la Rotoblast.
Servizio battuto. Oh, attenzione, Gomiero. Scaccia. E c'è l'attacco di Marcusi che non va a buon fine. 25-15. La Rotoblast vince il primo set. 1-0. Andiamo subito con la... Ed è inizio il secondo set con il servizio di Irene Gomiero. Di nuovo in diretta. Gomiero il servizio. Prova il Carli, ma non passa il suo difetto da destro. Scaccia. Poi passa l'attacco di Canatta. Sì, 1-0. Dai raga, subito! Andiamo raga! Servizio di Gomiero su Cesenna, poi non passa l'attacco della Rotoblast. C'è però la free ball adesso che ha ricevuto Petruziello. Attacca Galbero, passa! Attacco, novella 4 di potenza di Galbero. Uno pari di Emma Galbero. Martina Bortolotti al servizio.
Servizio di Bortolotti su destro. Scaccia. Ramingo, ma viene difeso dal giudice. Carli. Col money out di Carli. Vale il vantaggio Rotoplas. che difende e attacca appunto con Petruzzello. 2-1. Ora al servizio ancora c'è Bortolotti. Rotoplas che non ha cambiato il giro in battuta, tenendo la rotazione con cui è partita. Andiamo ancora Bortolotti su destro. Scaccia. Passa, non passa la... Non neanche perché c'è la difesa di Bortolotti. Attacca Petruzzello, out. L'attacco di Petruzzello. 2 pari. Dai raga, subito! Mazzoli. Un servizio. Battuto Bazzoli. Galbero. Bell'attacco di Emma Galbero. 3-2. Mezzo alle mani del muro. 3-2 Dai raga, andiamo! per Rotoplas. Emma Caldero. Emma Galbero al servizio. Servizio di Galbero. Gomiero con un pugno scaccia dall'altra parte. È stata la scelta giusta perché poi Canasta chiude l'attacco. 3 pari. Prova di carica da parte di coach Gemo alle sue. Subito raga! Ramingo al servizio che batte adesso. Riceve giudice Bortolotti. Lato Sesenna che passa. Difesa delle Impact volley 90. 4-3 per la Rotoplas. Ho ribattuta Jessica De Val che si hanno deciso di spegnere un po' di luce. Pari Jessica De Val. Alice Carazza. Alice Canasta al servizio. Battuto. Out. 4-5 per la Rotoplas. Vabbè Fabri, tranquillo, volevo solo aiutarti. Allora Carli al servizio. Oh, attenzione con lo zio del net destro. Caccia che poi passa per Marcuzzi. Al momento siamo qui sul tenere i Dai raga, subito! servizio. Va proprio l'autrice del punto, Maria Marcuzzi, che batte adesso Sesenna. Ci ha provato ma era un bel servizio di Maria Marcuzzi. Vale l'ace. Piccolo break di 90 che si porta in vantaggio adesso. Andiamo Marcuzzi che batte ancora. Stavolta riceve Galbero. Oh, Bortolotti. Giudice in free ball. Riceve Ramingo. Scaccia. Attacca. Ma si spegne in rete l'attacco di torna alla parità. 6 pari adesso. 6-6. Chiara Sesenna al servizio per la Rotoplas di Luca Parlatini. Sesenna batte, riceve Gomiero, scaccia, Gomiero attacca col muro Sesenna. Attenzione! Dall'altra parte sì. È invasione, no, portata di Galbero. Che così invece che col pugno l'ha fatta la mano aperta, quindi è una portata contro fischiata contro
Subito! No, detto invasione, ma dopo ho visto ha alzato il polso e ho detto è portato. Da Scaccia, destro. Tentativo d'attacco con l'ausilio del muro provato da Ramingo, ma non è andato a buon fine. Prova Galbero con il tocco che Galbero non ho capito se ha chiamato il tocco o l'invasione. Time out per Luca Parlatini. Sponsor. 8-6, time out. In diretta. Diretta qua al Palasport di 90 Vicentina. Andiamo raga! Al momento subito! la Rotoblast è sotto di 2 punti. Andiamo raga, dai! Al servizio ci va Maria Paola Scaccia che serve su Sesenna a sfiorare il tetto. Campagnolo e poi Sesenna in free ball destro. Scaccia lato di Gormiero, la palla è in campo. 9-6. Maria Paola Scaccia al servizio, ancora lei, sul 9-6. Servizio battuto, riceve Sesenna, Bortolotti, attacca Galbero ma è out l'attacco. 10-6. Quindi siamo sul 10-6, più 4 per 9. Forza raga, dai, andiamo! Ancora Scaccia al subito! servizio. E Scaccia che batte quasi al limite degli 8 secondi. Tentativo di Bortolotti, Murata, scusate, di Campagnolo, Murata. Scaccia. Campagnolo, muro. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Oggi non abbiamo una Lamberlopa capo Ultras che tiene alto l'onore del pubblico volanese. Attacco vincente di Ramingo. Sì, Eleonora Ramingo ha firmato l'11° punto. A favore. Dai, dai raga! Andiamo raga! Attenzione subito! adesso allora. Gomiero serve su Giudice, però la palla è lunga, ha dovuto metterci una pezza a Bortolotti, però adesso Ramingo che attacca, Carli ha una mano, Bortolotti ha una mano, e poi Giudice in free ball. Attenzione però l'attacco al centro non passa per il punto di 90, quindi Bazzoli non riesce nel suo intento perché la palla va out. Al servizio Bortolotti 11-8. Servizio che viene quasi però destro l'ha battezzata bene perché a lasciarla uscire, perché infatti gli al servizio Subito! Alice Canassa, se non erro. No, scusate, era Bazzoli in realtà. Carli attacca, out. 13-8.
Servizio Bortolotti, attacca De Valle, ha difeso Scaccia. Attenzione, basta. Ancora l'attacco, ma non prova a passare. Oh, attenzione! Che miracolo di Gomiero della difesa di 90. Carli attacca, viene di Murata ancora. Bortolotti dall'altra parte. C'è il quarto tocco. Questo è un punto che fa molto male. Luca Parlatini chiamerà il time out. Sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport di 90, Vicentina. 14. Che sta prendendo un bel largo adesso. Dai raga, subito! Andiamo raga, dai, forza! Beatrice Bazzoli al servizio. Battuto. Ace di Bazzoli. 15-8. Tardo. Bazzoli ancora lei al servizio, autrice dell'ultimo ace della partita. Servizio battuto. Giudice riceve Bortolotti. Lato Petruccielli. Doppiata la Rotoblat nel corso del secondo set. Forza raga, andiamo! Ancora Beatrice Bazzoli per 90. Servizio battuto. Riceve giudice Bortolotti. Galbero. 17-8. C'è un cambio. Emma Mandò prende il posto di Carlotta Petrucciello. Quindi adesso se ci sarà una svolta adesso, perché ovviamente è un po' più difficile adesso, perché ci mancherà completamente l'attacco opposto. Galbero riceve Bortolotti, lato Mandò che attacca. Ecco, detto fatto. Scrive già il suo nome sul taccuino dei punti, che vi ricordo sarà disponibile a partire da domani con il post di recap, in cui vi faremo vedere il riassunto del set e tutti i punti di squadra. Ramingo, tentativo che non passa. Tacco Mandò, impallonito, difende Scaccia, destro, alza una parabola per Gomiero che concede una free ball. Scusate, Bortolotti. Tacco di Cesena che passa. 10-17. Vediamo se adesso Galbero ci regala una buona sequenza a set come è stato nella prima frazione. Galbero. Servizio Galbero che batte adesso. Servizio che viene battuto. Riceve Canazza. Attacco di Gomiero in pallonetto che passa. Eleonora Ramingo per Dai raga! 90. Andiamo raga! Servizio. Riceve Galbero. Bortolotti. Pallonetto di Cesena. Canaccia. Poi passa l'attacco di Canazza. Sì. Palla in campo. Subito raga, subito! Ancora
Ramingo che batte Galbero. Bortolotti mandò. Tentativo di difesa da Gomiero. Poi il murone di De Val. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Jessica De Val. Non è passato l'attacco di Canassa perché c'è che opposta De Val col suo wall. Va al servizio proprio De Val, ma si impegna in rete. 20-11. Canazza. Alice Canazza al servizio. Riceve. Oh. Portata. Fischiata Campagnolo portata. Svegliati! Ma è Ma cosa fischi? Cioè, capisco che era un attacco che non sarebbe andato da nessuna parte di Campagnolo, ma come poteva essere portato? Infatti, quello che mi sto chiedendo anch'io, infatti. Probabilmente non passava lo stesso come attacco, però. Ma addirittura a portata mi sembra eccessivo. Murro. Campagnolo attacca. Dall'altra parte Gomiero. a 11. Non so cosa cazzo stia facendo, non so cosa cazzo. Gomiero scusate, Canassa su Murata. Palla free ball per adesso che prova a sfruttare Marcusi, ma non è andata a buon fine. No. Galbero attacca destro, ha difeso. Opla, e passa l'attacco di Marcusi. 23-11. Il servizio ancora Canassa. Battuto. Riceve Galbero. Bortolotti. Attacca Mandoma. Difeso da Canassa. Caccia. Gomiero lunga. E si ostacolano Bortolotti e Campagnolo. Gli ho fatto la fine. Allora, set ball per Canazza. Servizio. Si spegne in rete. Il nastro annulla il primo set ball a 90. Emma mandò al servizio per la formazione di Luca Parlattini. Servizio di mandò. Sedenna. Caccia ha evitato il punto. Ci ha provato Canazza ma ha difeso Galbero. Campagnoli in pallonetto. Tentativo smorzato da destro. Passa Gomiero. Sì. 25-12. Siamo uno pari allora dopo 2 set di gioco.
forza raga, dai, andiamo! Dai Chiara, dai! Dai Carli, dai, forza, andiamo! Di nuovo in diretta dal Palasport di Noventa Vicentina. 1 pari il punteggio. 15-25 il primo set. 12 a favore di Noventa il secondo. Quindi diciamo che entrambi i set sono stati ampiamente dominati. Il primo dalle biancorosse, il secondo dalle viola-rosse. Servizio battuto. Subito l'attacco vincente di Beatrice Bazzoli. 1-0 per Noventa. Scazza. Maria Paola scaccia al servizio per Noventa. Andiamo, andiamo raga! Battuto. Riceve Sesenna. Bortolotti in bagger, alza per Galbero. Passa il suo attacco e firma il primo punto del terzo set per Volano. 1 pari. Dai Emma, dai! Dai Benedetta, forza, teniamo! Sentirà il commento di causa sicuramente. Allora, 1 pari. Benedetta Campagnolo per Volano. Servizio battuto su destro. Scaccia. Passa l'attacco sempre di Bazzoli. 2-1. Dai Carli, dai, forza! Servizio. Subito raga, subito! Gomiero. Riceve Sesenna. Bortolotti. Petruzziello che attacca. 1 punto a buonissimo. Dai Martina, teniamo 2 pari. Martina, dai! Allora, 2 pari nel corso del terzo set. Martina Bortolotti al servizio che batte in questo momento. Riceve sempre destro. Scaccia. Passa l'attacco di Ramingo ma non per la difesa. Poi ci ha provato Carli a 2 mani. Pallonetto su Bortolotti. Galbero. Dai Carli! Lato Carli. Passa l'attacco ma difende destro. E passa l'attacco. Niente da fare per Bortolotti in difesa. 3-2 per Noventa. Dai, forza! Andiamo! Dai raga, dai! Pazzoli. Bazzoli al servizio. Battuto. Riceve Giudice. Bortolotti. Galbero. Buona la difesa di quella di Giudice che evita il punto. 3-2 ancora, vi ricordo. Pallonetto. Carli. Bortolotti. Galbero. Murata. Bortolotti. Adesso Bortolotti. Pallonetto con la mancino di Carli. Attacca Ramingo. Il pallonetto. È passata. 4-2. 4-2 per Noventa. Dai raga, dai, non si molla, andiamo! Servizio battuto da Bazzoli. Carli. Mamma mia, tira. Riescono sempre a tirare su tutto. E vale. E questa gran difesa vale il quinto punto per Noventa. Credo Bazzoli. Luca Parlatini, time out. Sponsor.
nuovo in diretta. Dai raga, dai, forza! Andiamo! È ora che mi prendo una vacanza, perché definire il Palasport di Novento Vicentina all'Arena Biancorossa è un bestemmione di prima classe. Scusate. Di nuovo al servizio. Da Senna. Ace. 6-2. Dai raga, dai! Quindi Ace di Bazzoli vale il sesto punto per la formazione vicentina. Galbero questa volta riceve Bortolotti, lato Petruzziello che attacca ed è vincente l'attacco, sì. 3-3. 6-3. Dai Emma, dai! Ma Galbero al servizio. Battuto. Oh, attenzione. C'è la free ball. Galbero riceve. Bortolotti. Tesenna. Quarto punto arrivato. Dai Emma, dai, andiamo avanti, dai, così! Aiuto. Pronta Galbero al servizio sul 4-6 per 90. La squadra di Andrea Gemmo. Battuto. Su Gomiero. Attacca. Due volte attacca Canazza, ma nessuno dei due attacchi è andato a buon fine. Terzo tentativo. Non va neanche il terzo tentativo. Bortolotti. Sesenna. Ha ricevuto, ha difeso Scaccia. Lato Ramingo. Stata 4. Ramingo. 7-4 Ramingo. Servizio di Ramingo su Galbero. Bortolotti. C'è stato uno scontro. Che miracolo di 90. Scaccia. Gomiero. Bortolotti. Forse aveva pestato la linea di seconda, però Canazza passa. E Sedenna. Brava Chiara! Te. Cinque a 7. 5-7. Un altro errore clamoroso. Scaccia. Passa lo stesso l'attacco di Cursi. Sveglia! Dai raga, subito! Out il servizio di Canazza. 6-8. Dai Carli, dai, andiamo! Pronta Carli al servizio. Petruzziello, servizio battuto. Attenzione, Gomiero. Lato. È in campo il pallone. Dai che è la tua, Sofia! 9-6 quindi, palla dentro. La bandata Castelnuovo. Marcuzzi. Servizio su Carli, murata Carli, ma rimedia anche con la difesa. Sesenna. Passa Sesenna. Brava Chiara! Dai Chiara, dai! Dai, dai,
Ancora Sesenna sì, ancora Sesenna. Dopo l'attacco vincente di Sesenna va proprio lei al servizio per le biancorosse. Sesenna. Sesenna. Battuto. Ricevuto. Fatto l'attacco. Sì. Passata Battoli. 7-10. Mario Paola, scaccia. Caccia al servizio. Battuto. Sesenna. Giudice dal lato di Galbero. Ma c'è la difesa. Ma c'è la free ball, che non è stata una free ball perché ha attaccato subito. Invece Gomiero Scaccia. allora 11-7, ancora scaccia al servizio. Dai raga, andiamo! Battuto il servizio. Sesenna. Bortolotti. Galbero attacca. C'è la difesa di con destro, poi serve Ramingo out. 8-11. Campagnolo al servizio. Battuto. Riceve destro. Scaccia. Ramingo 12-8. Irene Gomiero, la capitana, al servizio. Battuto. Out il servizio di Gomiero. 9-12. Dai Martina, dai, andiamo! Dai Marti! Martina Bortolotti al servizio. Oggi ha avuto... Oggi si ritrova a giocare la sua prima da titolare al posto di Lalla Bortoli. Sesenna riceve, Carlin Bagher, Bortolotti in free ball. Destro riceve, scaccia, al centro subito attacca la centrale Bazzoli, ma non passa l'attacco. Prova Carli. Pallonetto di Gomiero, Giudice ha difeso. Albero! 10-12. Brava Emma, dai Martina, teniamo! Marti! Bortolotti. Gomiero in free ball. Petrucciello. Bortolotti. Il vero passa l'attacco con l'asilo del net. Ramingo. Mani out di Ramingo. 13-10. Dai raga, subito! Beatrice Bazzoli al servizio. Battuto. Galbero. Bortolotti. Lato Petrucciello. 12-10. La mia postazione non ho visto proprio niente. Non l'avevo visto bene. Al servizio. Ancora Battoli Andiamo! per il 90. Battuto. Riceve Giudice. Bortolotti. Lato Galbero che attacca, ma c'è la difesa di Scaccia. Gomiero al centro. Difende Bortolotti, però non riesce De Val a mandarla dall'altra parte. Quindi 15-10.
Forse arriverà il time out adesso. Esatto. Time out Luca, sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport di 90 Vicentina. Secondo time out nel corso di questo terzo set. Andrea Gemmo non ne ha usati nessuno. Pronto allora al servizio ancora Beatrice Battoli. Forza 5 raga! punti separano le due formazioni a metà di questo terzo set. Battuto il servizio, riceve il giudice Bortolotti. Galbero che attacca. Ma di piede la presa! Di piede la presa Marcussi. Al centro Sesenna e passa l'attacco. 11 a 15. Dico solo che se Marcussi con quel piede la salvava e dopo facevano punti 90 potevamo anche andare a casa. 15 a 11. Galbero ha ricevuto Canazza. Al centro Gomiero, passa l'attacco di Gomiero. 16 a 11. Il servizio Ramingo out. Ramingo 12 a 16. Dai raga, dai! 12 a 16. Dai che sono lì raga, sono lì, andiamo! Deval, la nostra capitana del servizio. Battuto. Riceve Canazza. Pronto ad attaccare Canazza, ma difende Sesenna. Sesenna murata. Deval ci mette una pezza. Lato Galbero. Non passa perché c'è Gomiero che difende. Canazza, Bortolotti, Deval, Sesenna. Bortolotti, Deval. Che sì, Sesenna. Petrusiello era in realtà. Gomiero al centro. Campagnolo! Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Così raga! Murone di Campagnolo. 16 a 13. Comunque viene in rete il servizio di Deval. 17 a 13. Gelido, ci sono tutte le persone qua con i giacconi. 17 a 13. Canazza al servizio per 90. Battuto. Sesenna. Bortolotti. Subito Campagnolo ma ha difeso Canazza. Scaccia. Passa l'attacco di Gomiero ma non il punto. Pallonetto di Gomiero. Vale il 18 a 13. Aurora Canazza al servizio. Sesenna, Bortolotti, lunghina per Petruziello. Maria Marcuzzi, 19 a 13. Dopo tutto per Bortolotti è l'esordio stagionale a tutti gli effetti, perché a parte qualche
qualche punto giocato magari al servizio, qualche palleggio. Questa è la prima vera partita che gioca Bortolotti, quindi peccato. In via 13 un altro ace, la canasta. Quindi dicevo, Bortolotti pagava abbastanza l'inesperienza qua, però dai, però ci sta ovviamente. Anche non è facile sostituire una veterana come Lalla Bortoli. Si spegne su Maria Paola Scaccia il pallone. 14-20. C'è una veterana come Lalla Bortoli, non è facile da sostituire in un momento delicato come questo. Carlotta Petrusiello lascia il posto a Emma Mandò. No, la Bortoli 14-20 il punteggio. rilevanti, molti anni in A2 e in B1 con delle squadre che sono state promosse. Uno degli anni che si ricorda tanto in A2 ovviamente è l'anno a Pinerolo e con la Trentino Rosa, e ricordiamo che ha fatto anche una stagione tra le file della massima serie. Ricordare Vicenza ovviamente, quindi la Bortoli non è sicuramente una delle ultime arrivate, è una di quelle da tenere più d'occhio nel campo dei palleggiatori di questa serie B1. 15-21. Dai, ragazzi! Ovviamente la Bortoli sicuramente con la partita che si giocherà il 13 gennaio contro Sondrio tornerà sicuramente a nostra disposizione. Sesenna al servizio, il rete il servizio di 2 a 15. Bortolotti in bagger, ha un polso dietro, la mandò. Lato di Ramingo, che però non passa perché c'era la difesa, il muro di Galbero. Bagger di Galbero, mandò in free ball. Scaccia, pallonetto, Sudenna, giudice dall'altra parte, destro, e attacca Gomier. Attacca Battoli, ma la palla è out. 16-22. 16-22. Che è successo qualcosa? Mandò lascia il posto a Carlotta Petrusiello. Si deve essersi fatta male. Deve essersi sentito il collo tirarsi. Rientra Petruziello per l'infortunata Mandò. Tirato al collo. Campagnolo. Benedetta 16-22. Servizio battuto. Riceve destro. Pallonetto. Subito Campagnolo dall'altra parte, destro. Scaccia. Passa l'attacco e poi Gomiero chiude 23-16. Jessica De Val lascia posto a Greta Job. Livello infortuni non ci sta andando bene. Abbiamo 23-16. Gomiero. anche Mandò. Speriamo non sia nulla di grave, ma peccato. Gomiero riceve Galbero, Bortolotti. Galbero attacca col mani out che non c'è. 24-16. C'è il set ball per 90 sul 24-16. Per il 7. Irene Gomiero. Irene Gomiero al servizio. Palla set per 90. Serve in rete. Quindi siamo sul 24-17. Questo 7. 17-24. Altra palla set per 90. Bortolotti. Di Laura. Ce la posso fare oggi. Martina Bortolotti al servizio. Battuto.
Subito Job, però difende destro. Scaccia. Bortolotti, giudice, lato Petruzziello. Va a toccare l'asta dopo aver preso le mani del muro vicentino. 24-18, punto di Carli. Ancora Bortolotti al servizio per il volano. Volley. Bortolotti. Battuto. Destro riceve. Scaccia. Ci prova. Attenzione. Forse si è fatta anche male la numero 10 Bazzoli, perché la sto vedendo un attimino Ramingo in campo. 25-18, 2-1 per 90 dopo 3 set di gioco. Andiamo qui in spot e torniamo per l'inizio del quarto set.
Quarto set al via con il servizio di Maria Paola Scaccia. Eccoci di nuovo in diretta. Servizio battuto da Scaccia. Giudice Galbero. È campo il punto di Galbero. Allora, dicevo una... Scusate, avevamo il microfono spento prima. Stavo dicendo un attimo... Era un attimo in silenzio perché stavo cercando di capire che formazione avesse messo in campo Luca Parlatini, perché ha deciso di mettere fuori campo Carlotta Petruziello. E se ho capito bene dovrebbe essere Iobe De Val nei ruoli centrali e Sesen e Galbero nei ruoli di schiacciatrici, e giudice libero, e Bortolotti palleggiatore. Uno pari intanto il punteggio. Irene Gomiero al servizio. Ultima possibilità per Volano per tenere la partita viva, se no chiudiamo il 2023 con una sconfitta da 0 punti. Passa l'attacco. Va a segno la zona 4 Galbero. 2-1. Bortolotti. Martina Bortolotti al servizio. Battuto. Riceve Canazza. Lunga. Attacca Campagnolo. 2-3-1. Dai, raga! Pronta. E Bortolotti. Martina Bortolotti al servizio. Battuto. Riceve Canassa. Scaccia. Muro di... Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Greta Iob 4-1. Muro vincente. Pronta. Ancora Bortolotti che serve. Riceve Leis. Uno. Ace di Martina Bortolotti. Pronta Bortolotti. Destro riceve. Scaccia. Pallonetto. Galbero. Free. Iob. Bortolotti. Galbero. Emma Galbero. 6-1. No. Per la Rotoblas. C'è. Ok, è stato asciugato il campo, forse Gemo chiamerà il time out. Infatti ecco così, sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport fuori della Rotoblas nel corso del quarto set. Ricordiamo che il primo è finito 15-25 a favore della Rotoblas, 25-18 e 25 a 25-12 e 25-18 il secondo e il terzo a favore di 90. A favore adesso servizio ancora di Bortolotti che stavolta si spegne in rete. 2-6. Subito, raga! Subito! Bassoli al servizio.
Giudice riceve. Bortolotti. Lunga per Campagnolo e arriva alla punto di al muro di 90. 3-6. Bazzoli al servizio, ancora lei. 3-6. Battuto. Riceve Giudice. Bortolotti. Ma Galbero. Murata. Galbero. Quattro a 6 il punteggio. Bazzoli al servizio. Battuto. Riceve Giudice. Bortolotti. Galbero passa. Non passa l'attacco. Bortolotti. Giudice. E c'è l'invasione di Maria Marcuzzi per 90 punti. Punto di Rotoblas Volano Volley. 7 a 4 punteggio. Servizio. Servizio battuto. Riceve Gomiero. Scaccia. Lunghetta. Job. Muro vincente. Otto a 4. 8 a 4 Galbero. Servizio. Riceve destro. Attenzione. Tentativo di Impotto. Ramingo. Servizio. Batte su Galbero. Bortolotti. Sesenna. Oddio del muro, ha difeso Canazza che va anche ad attaccare. Però c'è ancora un tentativo. Canazza. Murata. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Il muro vincente della Rotoblas 9 a 5 con Greta Job. Passa il servizio di... No, non passa il servizio di Job. 6 a 9. 6 a 9, 3 punti a recuperare, forza ragazze. E il servizio va a Alice Canazza. Alice Canazza al servizio. Battuto. Canazza su Galbero. Bortolotti. Sesenna. Tocca l'asta. Chiara Sesenna. 7 a 9. Canazza. Ancora Alice Canazza. Camionetto De Val ha difeso Ramingo. Poi tentativo di Gomiero, ma ha difeso da Galbero che va ad attaccare. Va ad attaccare. Galbero alla seconda linea. 10 a 7. Pronto al servizio Campagnolo per la Rotoblas. Canazza riceve. Scaccia, poi passa l'attacco di Marcuzzi. No! È out! 11 a 7. Out l'attacco di Marcuzzi. 11 a 7. Attenzione. Ancora Campagnolo al servizio. Al centro. Canazza in free ball. Giudice. Bortolotti. Sesenna. 12 a 7. Chiara Sesenna. 12 a 7.
Campagnolo, Gomiero. Ero cosa di innescato. Però Gomiero vince il duello con De Valle. 8-12. Servizio Maria Marcucci per 90. Marcucci al servizio. Colosio del net ha ricevuto Sesenna. Bortolotti subito. Martina Bortolotti. 8-13. Firma il primo punto su azione della sua partita. Dopo Yace, se non erro, che non so se avesse fatto punto anche col Amuro. Tensore Sesenna. Gomiero. Murata Gomiero. Scaccia. Campagnolo a sfiorare il tetto. È andata bene alla Rotoblast. Attacca Galbero ma ha difeso Canazza. Scaccia. Maria Paola Scaccia che la spara sul tetto. 14-8 per la Rotoblast. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport di Noventa Vicentina. Siamo sul 14-8 a favore della Rotoblast. Ovviamente adesso non ha altra scelta che vincere questo set per portare almeno la... se vincesse anche questo set avrebbe chiuso la partita ovviamente. Servizio ancora di Chiara Sesenna che batte. Riceve Canazza. Scaccia. Gomiero. Attenzione Bortolotti. Tocca l'asta Galbero. Dai raga, 9-14 allora al servizio. Scaccia. Va. Picchiata. Rotazione. La rotazione forse? Non lo so. Mi sembra di sì perché ha fermato. L'arbitro. Sì, confermato. 10-14. Quindi confermato la fallo di rotazione. Non ho visto di chi. Wait. Vabbè, sembra destino, un po' come time out Luca Parlatini, sponsor. Nuovo in diretta dalla Palasport di Noventa Vicentina. 11-14. Dai raga, andiamo! Servizio. Riceve Sesenna. Galbero. Ribol di Bortolotti. Destro. Scaccia. Gomiero. Passa l'attacco di Gomiero. 12-14. Emma Mandò rientra in campo. Prende il rischio. Ovviamente
Piero Bon è riuscita a medicargli la parte che ne è risultata. Emma Galbero 15-12. 15-12. Deval. Pronta Deval al servizio. Gumiero caccia Murata. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Emma Galbero, muro su Irene Gomiero. Deval. Gomiero. Caccia. Centro Cana. Bomba di canasta. E arriva Galbero! Arriva Galbero! 17-12. 17-12, tocca più 5 gol in volano. Ancora al servizio Jessica Deval. Battuto destro. Attacca e passa l'attacco di Battoli. 13-17. Dai raga, subito! Andiamo raga, andiamo! Gomiero al servizio. Oh, attenzione. Ha ricevuto giudice con l'audio del net. Galbero! Brava Emma! 18-13. Dialogo tra coach Gemo e il secondo arbitro Falomo. Bortolotti al servizio. Riceve canasta Gomiero. E poi in free ball ci pensa Bazzoli. Galbero 9-13. Brava Emma! Attenzione, Bortolotti al servizio, battuto, canazza, scaccia, lato Ramingo, out Ramingo in campo. 14-10. Dai, questa raga, questa! Andiamo! Servizio battuto da Bazzoli. Galbero attacca, difeso scaccia. Ramingo. Tentativo murato di Canale. Al centro Gaumiero, a difeso Bortolotti, giudice. Ancora Galbero, murata out, sì, murata out, 20-19, 20-14, scusate. 20-14. Più 6 gol in volano. Conta Sesenna, rientrare per Emma Mandò. Oh mio Dio. Galbero. Pronta Galbero al servizio. Battuto. Riceve Gomiero. Scaccia. Ramingo in pallonetto, difeso Galbero. Bortolotti. Sesenna attacca Gomiero. Campagnolo. Bortolotti. Scaccia. Destro. Ramingo. Passa in mezzo a Iobe Sesenna. 15-20. 15-20.
Pronta l'autrice dell'ultimo punto è Eleonora Ramingo. Questa, raga, questa! Ha ricevuto Galber. Job. Senna e arriva il punto. 16-20. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 20-16 il punteggio nel corso del quarto. Parlatini che Andrea Gemma hanno usato i loro 2 time out di questa quarta frazione. Quindi adesso, dopo 36 azioni giocate, inizia la 37esima. Si giocherà fino alla fine. Bortolotti. Non il punto arriva. Pallonetto. Ma no! Non aveva toccato, non aveva toccato. Aveva toccato. Ma dai. Ma non è possibile, non è possibile. Arbitro! Svegliati! Vabbè, 17-20. Guarda, io non so veramente più che commentare. Sembrano veramente le partite di calcio. Qua non so veramente cosa dire. 17-20. Vabbè. 17-20. Ramingo. Bene, Ramingo al servizio. Battuto. Riceve Galber. Out. 18-20. Arriva il rosso adesso per Luca Parlatini adesso. Ecco, arriva. Metti 19. Arriva il rosso, eccolo qua. Oddio! Bravi! Adesso io lo dico chiaro e tondo. Veramente, qui sembra proprio nelle partite di Serie A la squadra che deve vincere il campionato deve avere i favori arbitrali. Va bene, 19-20. Battuto Ramingo. Bartolotti. Sedenna. Difende destro. Vabbè. Galbero stavolta. Sedenna in pallonetto. Ha difeso Gommiero. Bortolotti al centro. Galbero attacca. Difeso Gommiero. Scaccia dal lato di Canazza. Che vale la parità. Ancora Ramingo. Bruciato tutto il vantaggio. Quella deve vincere 90 perché i favori arbitrali sono palesi. 21-20. Una 20. Quindi per 90 parte in vantaggio. Murata. Giudice. Sesenna in free ball.
Sesenna ha difeso l'attacco. Campagnolo, Murata. Ventidue a 20. Arbitro 1, Conano 0. Bortolotti, Sesenna, Gomiero. Ovvio che adesso ormai non c'è più convinzione negli attacchi della Rotova, perché ormai è distrutta a livello mentale. Canazza, scaccia. Sì, infatti. Sì. (23 a 20), quindi 90 ormai, diciamolo in maniera secca, ha vinto la partita ormai, perché sul 17 a 20 sì, però da quel momento lì l'arbitro è andato tutto di parte. Infatti Volley comunque è sconfitta, comunque c'è poco da dire. Murata intanto di Campagnolo. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora 21-23 Murata, Campagnolo. Job battuto su Canassa. Pallonetto di Gomiero, difeso da Galbero. Sesenna, Canazza, Gomiero, Galbero, Bortolotti. Questa era abbastanza telefonata. Murata. Free ball. Canazza. Sì, calma. Perché? Attenzione. Bortolotti. Galbero. 22 a 23. 22-23. Un punto di vantaggio, 22 a 23. Job al servi. Attenzione. Anche 22 a 23. Job al servizio. Canazza ricevuto. Canazza attacca. Difeso Sesenna. Bortolotti al centro. Galbero attacca. Attenzione. De Val. Bortolotti. Sesenna. 23 pari. Dai, raga! Job ancora al servizio. 23. È out il servizio di 24 a 23. Allora c'è il match ball adesso per 90 e ci va Canazza. Ti dico ste robe, a me mi cacciano via, Occhio la riga! Canazza. Alice Canazza. Canazza al servizio. Battuto. Zenna. Gomiero per chiudere Murata. Gomiero scaccia. Attenzione. Gomiero si è infortunata. Brutto infortunio per Gomiero, che ha messo giù male la gamba. È andata giù come malissimo. Comunque, anzi, io pensavo, siccome stavo guardando dove la difesa di Galbero, non ho visto. Quindi attenzione sul
il match ball per 90. E in una maschera di lacrime, forse. Sta cercando. Infortunio terribile per la capitana Gomiero. Proprio nella palla del match ball. Quindi adesso siamo sul 24-23. L'applauso del Palasport di 90 Vicentina per Irene Gomiero. C'è tutta la formazione di 90 che è in lacrime, perché venendo anche come resta per terra si tratta di un infortunio molto serio. Allora, direi che la partita fra poco dovrebbe riprendere. Gomiero per questi ultimi punti non giocherà. Sicuramente 90 è sicuramente tutta sotto shock in questo momento, nel momento decisivo di questa partita. Che brutta immagine. Allora ovviamente si riprenderà col match ball per 90, però allora adesso dovrebbe credo entrare in campo la capitana di lunga data Federica Gambalonga, che prenderà il posto di Gomiero se non vado errato. E sì, sarà la capitana Federica Gambalonga, che ha guidato alle 2 promozioni dalla B2 dalla C alla B1. Federica Gambalonga. Allora, chiedo ovviamente la rotazione la capitana Gambalonga, perché adesso Canazza al servizio. Ovviamente adesso faccio un po' fatica anch'io a parlare dopo aver visto queste immagini che spezzano davvero il cuore. Anche De Val chiede la rotazione, perché ovviamente siamo stati fermi per quasi 5 minuti. E credo che adesso si possa riprendere a giocare. Intanto qui al Palasport è diventata una ghiacciaia questo palazzetto. Io sento molto freddo. Alice Canazza con la palla match. Servizio. E arriva l'Ace. Si prende il punto della vittoria. Allora io direi che
Stava il nostro regista, Alan Berloffa, diretta streaming. Saluto anche Andrea Zeni che si trova dall'altra parte dell'etere. Ci rivediamo nel 2024. Anno nuovo a tutti.